degna conclusione per un concorso ottimamente frequentato, grandi binomi presenti a Modena e splendidamente organizzato. Per quanto mi riguarda ringrazio Caterina Vagnotti dell'ufficio stampa, Lucia Bucolo che mi ha accompagnato in questi 4 giorni di telecronache, l'Esterna 2 di Bologna e il regista Roberto Gambuti, oltre che voi gentili ascoltatori a cui auguro. Siamo con la tenuta alla Bagnaia alle porte di Siena per il campionato italiano di salto ad ostacoli. La linea va a Claudio Icardi. Per aver superato il tempo massimo, tempo effettivo. Grazie Armando, amici all'ascolto, buon pomeriggio. Vi parliamo da San Rocco a Pilli, siamo in Toscana, in provincia di Siena. Per il secondo anno consecutivo la splendida tenuta della Bagnaia ospita la finale dei campionati assoluti di salto ostacoli, Seniores e Young Riders. Proprio i senior sono in campo per la loro prima prova, che è una categoria tempo tabella C, la velocità 400 metri al minuto, il percorso misura 600 metri, il tempo massimo di 90 secondi, il tempo limite di 180 secondi. Le penalità, gli errori e gli ostacoli verranno tramutate in secondi, 6 secondi di penalizzazione ogni errore. In campo Carlo Taschini in sella a Jolly Jumper. Per il momento la classifica provvisoria è guidata da Arnaldo Bologni in sella a Mayday, 84 e 43 il tempo, un solo errore agli ostacoli. In seconda posizione Emilio Puricelli su San Patrignano Deca, 87 e 23. In terza posizione Valerio Sozzi con Gisovat Asmodina, 90 e 89. Al quarto posto Giuseppe Donofrio, che era stato il primo a scendere in campo in sella a Robbie Fullard Blue Ship, con 95 e 62. Ora in campo Carlo Taschini, che è bergamasco, è nato nel 46, è un imprenditore nel campo dei filati di cotone. Un tracciato ideato